La Villa Manin sta subendo lavori di ristrutturazione importanti che verranno conclusi al più presto. Il compendio monumentale di Villa Manin di Passariano è al centro di un'importante opera di restauro dell'esedra e della torre di Levante, entro la quale si inseriscono i lavori di finitura necessari all'esposizione delle opere d'arte della mostra Confini, programmata nell'ambito dell'evento Go 2025. L'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia per quest'ultimo intervento consente di procedere speditamente per rendere gli spazi idonei all'ottenimento dei prestiti delle principali istituzioni museali italiane e straniere e dalle compagnie di assicurazione per allestire l'esposizione in programma a partire dal prossimo mese di ottobre. Sono lavori molto importanti, diciamo che possiamo definirli custom made, cioè praticamente fatti su misura, proprio per fare questa grande mostra che appunto sarà a ottobre, che rappresenterà nell'ambito delle attività di Gorizia 2025 un grande appuntamento.